C'è un momento nella storia del calcio in cui un pallone può cambiare il destino di un intero quartiere. Per i catanesi, quel ragazzo venuto dal fango e dal sole di San Cristoforo non era soltanto un campione, era un mito vivente. Lo chiamavano Petru Utukku, Pietro il Turco, per via di quella carnagione scura, quasi bruciata dal sole e dal vento della nostra terra. Prima di sollevare coppe, prima di diventare il simbolo della Juventus e di segnare gol leggendari con la maglia azzurra, Pietro Anastasi ha dovuto lottare contro la fame, la fatica e un destino che sembrava già scritto. Questa è la storia di un figlio di Sicilia che ha insegnato all'Italia intera come si vola. Per capire chi fosse Pietro Anastasi bisogna fare un salto indietro nella Catania degli anni '60. Nato in una famiglia numerosa e povera nel popolare e difficile quartiere di San Cristoforo, il giovane Pietro vive il pallone non come un gioco, ma come l'unica vera via di fuga. I campi in terra battuta, le scarpe consumate, i pomeriggi passati a inseguire un pallone fatto di stracci o di cuoio logoro. Prima di diventare un fuoriclasse, Anastasi lavora come muratore e garzone, braccia forti, callose, abituate alla fatica pesante della strada. È proprio quella tempra dura, quella fame atavica che gli resterà dentro per tutta la vita, a trasformarlo in un attaccante implacabile, capace di lottare su ogni pallone come se fosse l'ultimo della sua vita. Il talento grezzo di Petru Utukku non passa inosservato. Prima la chiamata alla Massiminiana, poi la Varese dei Miracoli in Serie A e infine il grande salto alla Juventus per una cifra record che sconvolge l'Italia intera. Ma la consacrazione definitiva arriva con la nazionale azzurra. Tutti ricordano l'Europeo del 1968 vinto a Roma, dove firma un gol memorabile in finale contro la Jugoslavia, e poi il capolavoro assoluto, i mondiali del 1970 in Messico, la leggendaria semifinale tra Italia e Germania Ovest, la partita del secolo. È suo il gol del momentaneo 2-1, uno stop di petto fulmineo e un tiro al volo di rara bellezza che fa impazzire milioni di italiani davanti alla TV e risuonare le campane in tutta la Sicilia. Anastasi non era solo un finalizzatore freddo, era un giocatore generoso, un lottatore nato che non tirava mai indietro la gamba. Sapeva cosa significava soffrire e lo portava in campo, ma la cosa straordinaria è che anche quando era ormai una stella del calcio nazionale, quando le sue foto riempivano i giornali e la gente faceva la fila per un suo autografo, se lo incontravi a passeggiare per le strade di Catania o tra i vicoli di San Cristoforo, nessuno si sognava di chiamarlo Pietro Anastasi. Per tutti era ed è rimasto semplicemente Petru Utukku, uno di loro con la stessa faccia bruciata dal sole e lo stesso cuore di sempre, l'orgoglio indiscusso di una Sicilia che non si è mai arresa. Oggi, mentre il calcio è cambiato ed è dominato da logiche lontane da quel romanticismo di periferia, il nome di Pietro Anastasi evoca un'epoca irripetibile, un'epoca fatta di sudore, autenticità e campioni dal cuore grande. Quando nomini Petru Utukku a Catania, non stai parlando solo di un grande calciatore, stai celebrando la resilienza, la forza e la passione irrefrenabile di un'intera terra che ha scritto la storia dello sport italiano attraverso le gesta del suo figlio più ribelle e generoso. Se anche tu credi che il calcio sia cuore, sacrificio e orgoglio, condividi questo video e tieni viva la memoria di Pietro Anastasi, il campione che ha fatto sognare la Sicilia.